Ci sono storie che sembrano andare a rotoli o, come dicono gli inglesi, tenderly, ma basta un piccolissimo gesto, un battito d'ali o un piccolissimo verso di un uccellino, quello che gli inglesi chiamano microchip. Un esempio? Johnny Scapuzzo, ginnasta veneto degli anni '80. Alla sua prima gara ufficiale alle Olimpiadi di Brusegana fece un salto con triplo avvitamento, ma atterrò di testa, trasformando il salto da triplo avvitamento a doppio avvistamento della Madonna. Non si riprese mai più, mai più. Un altro straordinario campione è Sandro Bichignolo, campione mondiale di salto in lungo su sabbie mobili. Di lui ricordiamo quel salto da record, ma anche la sua curiosa assenza alla cerimonia di premiazione. E infine Michael Speremobene, il più grande lanciatore veneto di tutti i tempi. Pensate che all'età di 5 anni lancia un aeroplanino di carta dalla sua cameretta di Padova. 3 ore dopo atterra all'aeroporto di Milano Malpensa. Ragazzo molto timido e riservato, non diceva mai a nessuno quanto guadagnava, neanche all'Agenzia delle Entrate. Allenato dal grande maestro Piero Farfallon, vinse subito il primo mondiale di tiro al dito all'apice della carriera, però la caduta. Durante un allenamento lancia una lattina di Coca-Cola, colpisce un passante, ospedale, carriera finita, squalifica a vita. Quel giorno Michael Speremobene impara una lezione importante: tirare la coca fa male.